Allora, come consuetudine ha inizio l'adunanza con una commemorazione. Voi sapete quanto noi teniamo a questo rito laico e questa sarà organizzata in due momenti di cui vi parlerò, ma prego Giovanni Zallin di accomodarsi, di cominciare per la prolusione, al termine della quale ci sarà un appendice non rituale e al termine della seconda appendice c'è un intervento sul tipo di quello che facemmo per la prima volta nella commemorazione del consorzio Messinis, e cioè un ricordo personale. In questo caso, per l'attività in corso, eccetera, chiederemo a Sandro Franchini di dare un complemento sull'attività di Paolo Pecorari relativamente all'istituto. Quindi ti prego, Giovanni, grazie mille. Allora, Paolo Pecorari scomparve l'11 settembre dello scorso anno. Prima di delinearne per quanto posso la figura e l'opera, desidero ringraziare la sorella Annalisa, qui presente, che lo assistette negli ultimi tempi e quanti familiari, colleghi ed amici ebbero a portargli aiuto. Autore meticoloso e attento, Paolo Pecorari espresse la sua inclinazione per le ricerche aventi attinenza con i fatti e i personaggi dell'area cristiano-sociale. Ciò appare già nella seconda monografia Ketteler e Toniolo, tipologie sociali del movimento cattolico in Europa. In essa compaiono, preceduti da 2 saggi introduttivi di Pecorari, altrettanti contributi degli autori richiamati, prima allora ai margini della bibliografia specialistica, e bene ha fatto pertanto Pecorari a riprodurre in ampio spaccato 2 testi antologici, rispettivamente di Guglielmo Emanuele von Ketteler e di Giuseppe Toniolo, i quali dimostrano come scrittori inquadrabili nel cristianesimo sociale abbiano dibattuto per tempo le tematiche legate all'industrializzazione e alle origini della questione sociale. Pecorari menziona in particolare le prediche tenute da Ketteler nell'autunno del 1848 nella cattedrale di Magonza, dove egli, ispirandosi alle concezioni dell'Aquinate, espresse il convincimento che la Chiesa, pur difendendo da secoli la proprietà individuale, non potrà mai riconoscere all'uomo il diritto di usare, secondo il suo capriccio, dei beni di questo mondo. Altro scritto importante del Ketteler è il discorso La libertà della Chiesa e la crisi sociale, discorso pronunciato alla Dieta di Francoforte quando fu eletto deputato nel 1848. Nell'analisi delle deplorevoli condizioni in cui si trovava la maggioranza delle popolazioni contadine, ma soprattutto nel delineare le strade per il loro riscatto, Ketteler era stato preceduto da Federico Guglielmo Raiffeisen, morto nel 1888, sindaco in varie località del montano Westerwald, dove infieriva una devastante carestia. Raiffeisen vi creava le prime associazioni per la distribuzione della farina, le cosiddette società del pane, per il riscatto del bestiame che finiva nelle mani di speculatori, per la restituzione dei debiti usurari e così via. La via che egli tracciò era quella delle casse di prestito sostenute dalle parrocchie che, a poco si espansero dalla Germania a tutto l'Occidente. Ketteler, nel corso dell'inverno 1863-64, mentre stava elaborando la questione sociale e il cristianesimo, non esitò a rivolgersi a Ferdinand Lassalle per ottenere qualche consiglio. La corrispondenza con il Lassalle è interessante
perché Ketteler si dimostra un convinto assertore della opportunità che agli operai venga concessa una pur modesta partecipazione agli utili. Ketteler preconizzava ancora l'intervento dello Stato per attuare una legislazione tesa a limitare il lavoro dei fanciulli, i turni di notte per le donne e varie altre tutele riprese puntualmente da Pecorari, il quale precisa che sull'esempio delle trade unions arrivate a ottenere la legalizzazione del diritto di sciopero, lo stesso avesse preannunciato Ketteler in una delle prediche del 1869. L'uomo non può essere considerato come una macchina, né il lavoro solo come una merce, scrive il vescovo di Magonza. Quando ciò accade, lo sfruttamento è inevitabile e dunque il ricorso allo sciopero diventa un mezzo legittimo e utile di difesa. La seconda parte del volume è dedicata all'economista e sociologo trevigiano, il quale, cioè Toniolo, il quale, avendo acquisito negli anni trascorsi all'Università di Padova gli insegnamenti e le norme di ricerca di Angelo Messedaglio e Luigi Cossa, i due maestri arrivati alla cattedra in età austriaca, ritenne con essi che nelle scienze economiche e statistiche non si potesse prescindere dai fatti e dai documenti e quindi dall'applicazione del metodo induttivo. Pecorari pone quindi in evidenza il significato di un nuovo concetto, quello di democrazia, che Toniolo completa affiancandovi l'aggettivo cristiana. Ai seguaci e agli interpreti della democrazia cristiana egli attribuisce il compito di rappresentanza e di soccorso ai ceti meno agiati, i quali, divenendo soggetti e non più oggetti del movimento sociale cristiano, dovevano pretendere giustizia più che implorare carità. Pecorari delinea altre idee cardine comune ai due autori, i quali il rifiuto della lotta di classe come principio indiscusso, la difesa dei diritti inalienabili dei lavoratori, un livello salariale adeguato alla composizione delle famiglie, la determinazione dei compiti spettanti allo Stato. Tutto questo confluirà, conclude Pecorari, nella Rerum Novarum, che è da considerare punto di arrivo di quasi un cinquantennio di studi e discussioni e in pari tempo punto di partenza per gli ulteriori sviluppi del movimento cattolico internazionale con mutuazioni o almeno riecheggiamenti avvertibili poi nella 40° anno, nella Mater et Magistra e nella Populorum Progressio. Paolo Pecorari affronterà la personalità e l'azione sociale del docente pisano nella terza monografia a questi interamente dedicata. Essa appare organizzata in 4 capitoli, nei quali Pecorari trasfuse quanto era allora possibile reperire riguardo alle fonti documentarie e bibliografiche attinenti al Toniolo, negli archivi e nelle biblioteche delle città venete, nell'Archivio Segreto Vaticano, nella Biblioteca Apostolica Vaticano e in quella Maffi di Pisa. Nel seguire la formazione di Toniolo emergono le abitudini religiose della sua famiglia, i racconti del padre Antonio distintosi nella direzione dei lavori di bonifica delle valli veronesi e ustigliesi, l'entusiasmo dei veneziani accorsi alle sollecitazioni del Manin, episodi che lasciano in fondo intuire la solidità della famiglia e il suo patriottismo ai tempi della dominazione austriaca. Una volta concluse le scuole secondarie, il giovane Toniolo si trasferisce a Padova per iniziare gli studi universitari alla facoltà politico-legale,
dove seguirà le lezioni di Giambattista Pertile, Giampaolo Tolomei, Luigi Bellavite e Angelo Mesedaglia. Secondo Pecorari si deve ai consigli del Mesedaglia se Toniolo orienterà le sue attenzioni alla scuola storica tedesca, che si era staccata dal dottrinarismo dell'enciclopedia francese per approdare al relativismo di Hildebrand e di Knies, e solo in parte concordando con le concezioni del Roscher. In queste pagine affiora anche la controversia tra il principale esponente della scuola classica in Italia, Francesco Ferrara, e i giovani che guardavano con un certo favore alle scuole tedesche. Tra questi figurava Toniolo. In effetti, una volta letta la prelezione del 1873, Ferrara, nella nuova antologia, afferma che il giovane docente padovano è entrato a piene vele nel germanismo, ponendosi non solo nelle tracce di Cossa, del Mesedaglia e del Lampertico, ma seguendo persino l'esempio deleterio del Cusumano, il più puro adepto delle presunte nuove teorie venute d'Oltralpe. In realtà, come commenta Pecorari, un esame storico della prelezione di Giuseppe Toniolo permette di affermare che nello scritto del 73 è in germe parte della reazione contro la filosofia dell'umanesimo liberale e individualista che informerà la successiva opera sociale del suo autore. Dense pagine dedica ancora Pecorari nell'evidenziare sia gli approfondimenti conseguiti da Toniolo nelle discipline economiche, sia nel portare alla luce la tenacia da lui perseguita nell'allacciare rapporti con gli esponenti più in vista del cattolicesimo italiano ed europeo. Convinto assertore che nelle attività economiche non si potesse prescindere dai fattori religiosi, Toniolo fonderà nel 1889 l'Unione Cattolica per gli Studi Sociali. 4 anni dopo, ad affiancare l'Unione, sarà la Rivista Internazionale di Studi Sociali e Discipline Ausiliarie, in cui compariranno le sue analisi critiche sul socialismo, ma già dal primo anno studi impegnativi di Giulio Bianchi sulla importanza sociale della piccola proprietà, di Gino Petrone sulla terra nella odierna economia capitalista. Lavori che riflettono quelle difficoltà che stavano penalizzando i ceti agricoli, su cui si soffermano altresì i saggi di Agostino Ermini e di Giovan Battista Volpe Landi. Sulle pagine della Rivista Internazionale osservazioni sul dispiegarsi delle crisi agrarie in Europa emergono dai vari scritti di Vittorio Manfredi, ma non mancano altri rilievi sul tracollo della società irlandese decimata dalla carestia. La Rivista Internazionale, nella sostanza, affronta gli aspetti più gravi che avessero colpito le popolazioni agricole, esplicitando peraltro una serie di misure in grado di alleviarne le difficoltà, le quali si dispiegano, come annota Pecorari, dall'adozione di leggi repressive dell'usura al rilancio della mezzadria, dalla reintroduzione dell'enfiteusi irredimibile al ripristino degli scomparsi beni collettivi come necessario completamento dei redditi domestici delle contadinanze. Parole di Toniolo. Quanto all'uso dello sciopero, esso viene pure discusso dal gruppo tonioliano. Occorre peraltro soggiungere che in un contributo del 1984 lo stesso Pecorari ritiene che il sindacalismo bianco, quello delle leghe non socialiste,
nasca nel gennaio del 1894 con il programma di Milano e sia originato da un importante documento redatto da Giuseppe Toniolo e firmato da Stanislao Medolago Albani, Lorenzo Bottini, Cesare Sardi e Luigi Olivi. Nasce allora, ribadisce Pecorari, sono sue parole, perché solo allora venne ammessa la possibilità per i lavoratori cattolici di formare associazioni esclusivamente operaie con fini rivendicativi di fronte al padronato e sulla base del principio di resistenza, ancorché le unioni professionali miste restino sempre l'ideale. Nel quarto capitolo dedicato all'interpretazione olistica del socialismo, Pecorari segue il pensiero di Toniolo, indirizzato a cogliere i fattori storici della sua diffusione, della diffusione del socialismo, vero? I fattori individuabili nella regressione agricolo-industriale, nelle insorgenze della Comune parigina, nella legislazione repressiva della forza di lavoro nella Germania di Bismarck e così via. Ma l'elemento più importante nell'esacerbarsi del fenomeno è connesso al dilagare dovunque, secondo il cattedratico pisano, del proletariato e insieme il destarsi in esso della coscienza di classe, con la previsione di comporre il futuro quarto Stato volto a introdurre il pareggiamento livellatore in tutti gli altri strati sociali. Pecorari completa il non semplice pensiero di Toniolo, secondo cui la massima diffusione del socialismo viene così a correlarsi con il progressivo degenerare del capitalismo, in cui si delinea la fisionomia di un preciso tipo sociale, nella duplice espressione del borghese come individuo chiuso in se stesso e della borghesia come classe dominante. Tale logica degenerativa presenta la sua fase accelerata nell'Ottocento, ma rinviene l'origine remota nella scissura di ogni corretto rapporto tra etica ed economia, ovvero nel rifiuto del primato dell'etica sull'economia, maturato con evidenza già nel corso del secolo XVI. Concezioni che in maniera forse meno diffusa entreranno più tardi negli insegnamenti di Amintore Fanfani e del suo allievo Gino Barbieri nelle aule dell'Università Cattolica. Nel corso del sessennio 1983-89 Pecorari condusse a compimento 2 monografie dedicate entrambi alla figura di Luigi Luzzatti, morto nel 1927, vero? Il fondatore e divulgatore delle banche popolari in Italia e il brillante protagonista della vita politica del nostro paese. Poiché l'Istituto Veneto risulta depositario delle carte Luzzatti, costituite da centinaia di buste documentarie, Paolo Pecorari ha colto appieno l'opportunità di valersi di tali materiali. Dopo aver discusso per il periodo successivo all'unità del credito, del corso forzoso e del movimento estero, Pecorari decise di concentrare le ricerche, servendosi anche dei materiali dell'inchiesta industriale per gli anni 1870-74, sulla tariffa doganale del 1878, la quale, se non può essere valutata come una cesura netta contro le concezioni sostanzialmente liberiste adottate dalla destra storica per il periodo in cui resse il governo, non di meno le 2 sezioni tariffarie del 1877-78, definite rispettivamente convenzionale e generale, aprirono di fatto la strada al protezionismo
In effetti, Pecorari ha utilizzato, specie per la seconda delle sue monografie, quella edita nel 1989, un materiale vastissimo. Quel materiale che aveva consentito a Luzzatti di portare a compimento faticose trattative commerciali con la Svizzera, la Francia, l'Inghilterra e l'Austria-Ungheria. Pecorari ha poi forgiato un nuovo concetto, quello di statalismo sussidiario. Dall'insieme delle ricerche, scrive in proposito il Pecorari, esce documentata la connessione tra teoria economica dello statalismo sussidiario, quale si elabora nell'ambito della scuola lombardo-veneta, e nuovo indirizzo di politica commerciale, che brucia ogni utopia di sviluppo speculare al teorema ricardiano dei costi comparati. Come dire, il compiersi di una scelta di campo industrialista, ancorché non del tutto coerente, né ancora contraddistinta dagli obiettivi, dagli interessi e dalle alleanze che consentiranno la svolta protezionistica del 1887. La tariffa del 78, gli sottolinea ancora, proteggiando solo moderatamente taluni comparti manifatturieri, segna su questa strada un punto di non ritorno. In un volume più recente, tra quelli appena citati, Paolo Pecorari ha trovato modo di unire le due personalità sulle quali si sono intrecciate, direi, le sue decennali ricerche. Ciò egli ha fatto riunendo in un'ampia introduzione critica, formata da 14 paragrafi dedicati agli scritti del Toniolo e il restante a temi similari attinenti a quelli del Luzzatti. Trattasi di diverse decine di lettere conservate, parte presso la Biblioteca Apostolica Vaticana e parte presso l'Istituto Veneto. Lettere che Pecorari riproduce nella sezione quarta del volume. Peraltro, nella successiva sezione quinta, egli allega un epistolario, per così dire esterno, che coinvolge il solo docente pisano e che dimostra ancora una volta le sue relazioni con esponenti di primo piano del movimento cristiano, sociale e della cultura europea. Tralascio la serie dei nomi, verranno poi pubblicati, però. L'attività scientifica di Pecorari non conobbe sosta. Attraverso la partecipazione a convegni, seminari, eventi diversi, egli trasse decine di saggi, poi condensati in volume a partire dal 1986. 4 di questi uscirono nel passato secolo e 3 comparvero in questo nel successivo. Dette pubblicazioni, edite presso primarie case editrici, contengono scritti aventi un'attinenza molto vicina agli insegnamenti impartiti nell'ultima sede universitaria a cui pervenne Paolo Pecorari, la Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie di Udine, e soprattutto il Dipartimento di Finanza dell'Impresa e dei Mercati Finanziari che egli diresse in 2 mandati tra il 1993 e il 2005. Presso queste istituzioni egli forgiò una sua scuola nelle persone di Frediano Boff, che non può esserci, Andrea Caffarelli e Mario Robioni, tutti già pervenuti nei ruoli accademici, e che desidero, da parte mia, ringraziare per l'aiuto prestatomi in tale mesta circostanza. Non posso non ricordare che detta scuola portò a compimento anche un volume di storia economica assai utile agli studenti che frequentavano e frequentano le lezioni in vista degli esami e spesso della tesi di laurea.
Lascio ora la parola ad Alessandro Franchini, che accennerà, parlando del Luzzatti, all'origine e alla crescita della biblioteca luzzattiana, una collana editoriale che a tutt'oggi risulta aver raggiunto i 22 volumi. Vi ringrazio di avermi ascoltato. Ringrazio il consorzio Giovanni Zalin per questa bella commemorazione e prego il consorzio Sandro Franchini di parlarci di Paolo Pecorari e le carte di Luigi Luzzatti. Una testimonianza, un tema che è stato ed è fondamentale per il metabolismo della vita di questo istituto. Grazie Presidente. Giovanni Zalin ha dato il giusto rilievo all'importanza che la figura di Luigi Luzzatti ha avuto nell'opera di Paolo Pecorari. Come ha ricordato ora il Presidente, l'archivio delle carte dello statista veneziano sono conservate dal nostro istituto ormai da alcuni decenni e Paolo Pecorari è stato tra i principali fautori delle numerose iniziative che l'Istituto Veneto ha promosso negli ultimi 40 anni per la valorizzazione dell'archivio e soprattutto per la messa in luce di uno degli statisti più acuti, competenti e influenti dell'Italia liberale. Considerato dai suoi contemporanei come un padre della patria e uno dei pilastri della politica economica italiana tra 8 e 900, Luzzatti fu indubbiamente uno degli uomini politici italiani culturalmente più profondi e aperti, apprezzato a livello internazionale come pochi altri. Deputato al Parlamento per ben 15 legislature, poi senatore, Presidente del Consiglio, più volte Ministro del Tesoro e delle Finanze, artefice dei principali trattati di commercio, Luzzatti, nonostante tutto ciò, già all'indomani della sua morte, avvenuta nel 1927, venne messo da parte in una sorta di oblio o di appannamento del ricordo dovuto a varie circostanze. Le sue origini ebraiche certamente furono una delle cause. Contribuirono alla sua messa in ombra anche un certo suo irenismo, la convinzione che i conflitti sociali potessero essere risolti nella concertazione e i suoi richiami alla sobrietà ispirata a San Francesco, che gli alienarono le simpatie del mondo socialista. Così come il mondo cattolico, nonostante la sua profonda religiosità, non poteva apprezzarne la tensione ideale che oggi definiremmo profetica, capace di abbracciare ogni religione e di vedere in ogni fede scintille di divino. L'Istituto, nel riceverne le carte e la biblioteca e nell'accingersi al loro riordino, si assumeva la responsabilità di compiere anche un'operazione culturale di tutto rilievo, nel più ampio panorama degli studi dell'8 e Novecento, una vera e propria impresa storiografica che riguardava una personalità eminente, certo, ma anche tutta una visione del futuro dell'Italia e dell'Europa, che Luzzatti aveva costruito e condiviso con i protagonisti della vita politica e culturale italiana ed europea e dei quali conserviamo gli epistolari. Paolo Pecorari, con la sua acribia, con la sua puntigliosa attenzione alle fonti, con la sua capacità di analisi in campi diversi, fu uno dei primi studiosi a collaborare in questa impresa. Vorrei solo brevemente ricordare come l'archivio pervenne all'Istituto soprattutto per segnalarne la complessità e l'importanza del compito assunto. La richiesta formale da parte della famiglia di accogliere l'archivio, la biblioteca e i ricordi personali del loro congiunto risale al febbraio del 1930, quindi 3 anni dopo la morte, ma fu solo nel 1932 che si arrivò alla firma dell'atto notarile. Era allora segretario e amministratore dell'Istituto Giovanni Bordiga, atto confermato con decreto reale del 1933 che autorizzava la donazione. In quegli stessi anni, però, era in corso la pubblicazione delle opere e delle memorie dello statista, impresa notevole che alla fine comprenderà 9 grossi volumi, iniziata dallo stesso Luzzatti,
è interrotta con la sua morte, ma poi ripresa da un piccolo gruppo di allievi collaboratori di cui era animatrice la segretaria Elena Carli. Poiché per la continuazione di questo lavoro era necessaria la consultazione dei documenti da parte dei curatori, tutti residenti a Roma, si concertò con l'Accademia dei Lincei, presieduta allora da Vittorio Scialoia, che temporaneamente l'archivio sarebbe stato ospitato in via della Lungara. L'ospitalità provvisoria durò in realtà una trentina d'anni e fu solo alla fine degli anni 60 che le carte pervennero a Palazzo Loredano. Ricordo che quando arrivai all'istituto nel 1976, gran parte delle decine e decine di migliaia di documenti era ancora chiusa in grandi casse di legno, accatastate nel mezzanino del palazzo. I documenti erano per lo più raggruppati in grossi pacchi, non inventariati, ma etichettati, con rinvii ai volumi o ai capitoli delle opere e delle memorie. Nel 1972, su intervento dell'allora amministratore Luigi Lanfranchi, direttore dell'Archivio di Stato di Venezia, viene avviato con la collaborazione di Lina Frizziero un primo censimento del materiale, così che agli inizi degli anni '80 se ne poté consentire la consultazione da parte degli studiosi. Tra i primissimi che poterono accedere alle carte fu Pierluigi Ballini, che già agli inizi degli anni '80 aveva compiuto i primi sondaggi tra le casse ancora in corso di esplorazione. Ballini, a partire dal 1976, avviò quindi indagini sistematiche sui documenti, collaborando così alla prima impostazione del loro riordino. Si poté così percepire la straordinaria e per certi versi inattesa importanza di quel materiale. La pubblicazione delle memorie, infatti, se rappresenta l'indispensabile premessa alla conoscenza dell'opera di Luzzatti, dall'altro l'appiattiva senza lasciarne intravedere la reale profondità e ricchezza. Ben presto, agli inizi degli anni '80, incominciò a frequentare l'archivio Paolo Pecorari, che integrava con i suoi interessi di storia economica le ricerche fino allora compiute principalmente nel campo della storia politica e parlamentare. Negli stessi anni iniziarono a collaborare al riordino delle carte Maria Gottardi e Maria Carla Monico, soprattutto quest'ultima che è mancata poche settimane fa e che tutti noi ricordiamo con grande riconoscenza e affetto. Con la sua conoscenza dei documenti costruita giornalmente per decenni e con la sua pratica della terribile grafia di Luzzatti ha fornito un'assistenza indispensabile alla ricerca. Fu grazie a questo gruppo di studiosi e di cultori che si sarebbero gettate le basi di un'impresa davvero ammirevole. Oggi l'archivio, il cui inventario è accessibile online, è composto da più di 300 faldoni che comprendono, oltre alla sezione tematica, 4.200 fascicoli di corrispondenti, così come della preziosa e rara biblioteca di circa 16.000 titoli, tutta catalogata. Si sta procedendo, a opera di Carlo Urbani, alla conversione del catalogo in SBN. Ma il contributo più significativo dato da Paolo Pecorari a tutto ciò è stato soprattutto nell'avvio e nella tenace continuazione nei decenni della collana Biblioteca Luzzattiana Fonti e Studi, da lui diretta assieme a Pierluigi Ballini e che, avviata nel 1989, si aprì proprio con il suo ponderoso saggio intitolato Il protezionismo imperfetto, Luigi Luzzatti e la tariffa doganale del 1878, presentata all'Istituto, secondo le regole accademiche, dal socio effettivo Gino Barbieri. Si trattava di uno studio imponente e meticoloso su un momento estremamente delicato e tutto da indagare della politica economica italiana, con profonde ripercussioni sulla politica estera del giovane regno. Nell'introduzione, a firma del presidente Augusto Ghetti, si delineavano le finalità della nuova collana che avrebbe dovuto comprendere, come poi ha effettivamente fatto nei 22 volumi pubblicati fino ad oggi, le edizioni critiche dei carteggi e dei documenti, le monografie su aspetti specifici dell'attività di Luzzatti, così come gli atti delle giornate per la storia dell'Italia contemporanea periodicamente promosse.
Posso testimoniare, assieme all'amico Pierluigi, che il rigore esemplare nell'impostazione dei criteri redazionali della collana molto deve alla sensibilità filologica, alla scrupolosa, direi quasi religiosa aderenza ai documenti di Paolo, così come vorrei ricordare la sua disponibilità, la sua gentilezza, la sua finezza d'animo. Paolo è stato per tutti coloro che hanno collaborato a queste iniziative un riferimento sicuro nelle scelte e un consigliere generoso nello scioglimento dei dubbi. Le attività attorno all'Archivio Luzzatti hanno consentito all'Istituto di porsi tra i più attivi e fecondi punti di riferimento per la storiografia italiana dell'8 e Novecento, realizzando un programma che 40 anni fa poteva sembrare superiore alle forze, ma che è stato realizzato grazie alla tenacia, all'amicizia capace di superare ogni difficoltà, alla coesione e alla passione per la ricerca di quanti vi hanno partecipato. Paolo Pecorari, Fare Pirmi. Grazie Sandro. E io spero che la sorella abbia avuto la sensazione di questo affetto che l'istituto ha. Mi fa molto piacere, Interrompiamo brevemente la seduta e ricominciamo.